Canto d'inizio al numero 148. È giunto il tempo. È giunto il tempo del nostro ritorno a Dio, il tempo della salvezza. Insieme. È giunto il tempo del nostro ritorno a Dio, il tempo della salvezza. O Dio, tu conosci la mia stoltezza, i miei errori non ti sono nascosti. È giunto il tempo del nostro ritorno a Dio, il tempo della salvezza. Signore, rispondimi il tuo amore e bontà, volgiti a me nel tuo affetto. È giunto il tempo del nostro ritorno a Dio, il tempo della salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Come comunità religiosa, come comunità cristiana insieme a voi, vogliamo iniziare questo tempo di salvezza, questo tempo sempre nuovo di Quaresima, che ci invita ad aumentare, non a togliere, ad aumentare in carità, ad aumentare in gentilezza, come ci invita Papa Leone, ad aumentare nel parlare sempre bene gli uni degli altri, disarmando il nostro linguaggio. Ecco, con questo spirito ci accingiamo ad ascoltare la parola del Signore e a ricevere l'austero simbolo delle ceneri sul nostro capo per iniziare insieme questo tempo di salvezza. Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento dello spirito del male, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione, offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra.
radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco, ora è il momento favorevole. Ecco, ora è il giorno della salvezza. Parola di Dio. A Dio. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli.
Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece tu, quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. E invece quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente che non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi doni la sua pace. Con questo simbolo delle ceneri sul capo che fra qualche istante riceviamo, iniziamo questo tempo santo, dicevo all'inizio della Santa Messa, tempo di conversione, conosciamo, sappiamo, di digiuno, di penitenza. Il Vangelo che la liturgia ci ha messo davanti, ci mette davanti per ascoltarlo, meditarlo in questo giorno, ma che dovrebbe servire un po' per tutto il tempo di Quaresima, ci propone e ci provoca e ci propone tre piste, tre strade che le conosciamo molto bene. Gesù ci avverte, come ha avvertito i discepoli, di non compiere opere solo per essere ammirati e lodati. E quindi ci possiamo chiedere noi perché le facciamo queste opere? Davanti a quali occhi vogliamo compiere queste opere? Quelli della tradizione, la tradizione con la T minuscola però, che riguarda le cosette che riprendono il passato e che non dicono più niente. Davanti agli occhi della cultura, davanti agli occhi di una ritualità arida, senza senso quasi, e ci possiamo chiedere anche con quale ricompensa cerchiamo. Cerchiamo solamente un modo per sentirci a posto con la coscienza, abbiamo osservato tutte le norme e siamo a posto, troppo poco. Don Tonino Bello diceva che il cammino di conversione, la Quaresima è un cammino di conversione concreta, che si può sintetizzare in due parole: la cenere sul capo per arrivare all'acqua del servizio
e della lavanda dei piedi. Non è tempo quindi di rinunce sterili, ma di moltiplicazione, di amore e attenzione verso gli altri. E vedete che sintonia perfetta che c'è tra il pensiero di questo Santo Vescovo e il pensiero del nostro Papa. Disarmate il linguaggio e cercate di usare, di essere gentili tra voi, tra noi, usare la gentilezza. Ecco, possiamo fare delle esemplificazioni molto semplici ma anche altrettanto concrete. Dalla cenere all'acqua. La cenere sul capo dice che cosa? Dice che vogliamo iniziare un cammino di conversione. E cammino di conversione sappiamo la parola cosa vuol dire, rientrare. Se stiamo percorrendo una strada che vediamo non ci porta al bene, dobbiamo tornare indietro. Proprio cambiare completamente direzione. Moltiplicare con non rinunciare. Moltiplicare, per esempio, il tempo di stare insieme tra amici. Moltiplicare gesti di amore, di buone opere, piuttosto che limitarsi in digiuni formali. Sì, ho tolto questo, ho tolto quello, sono a posto. Certo, ognuno può digiunare, può fare delle scelte, se sa che quella cosa, per esempio la dipendenza da social, oppure dipendenza da fumo, da alcol, tutte queste cose, la Quaresima potrebbe essere un'occasione per togliere, senza dire niente, senza mettersi in mostra come ci dice il Signore, ma per imparare a dominare le proprie istintualità. Ma quello che è importante è aumentare, digiunando, lasciando queste cose, per aumentare in opere di carità, in tempo investito nelle relazioni personali, con un linguaggio disarmante, come dice Papa Leone, ripeto, un linguaggio. Cosa vuol dire il linguaggio disarmante se non quello di benedire, di dire bene, di parlare bene, di non puntare il dito, di non lamentarsi continuamente di questo, di quello, di quell'altro, eccetera, e avanti, e chi più ne ha più ne metta. Basta. Vogliamo dire no, vogliamo dire basta a questo linguaggio. Questo tempo è anche un tempo per rendere bella la nostra vita. Come bello è il Vangelo, come bello è il Signore Gesù che si dona ogni giorno, ogni domenica nel pane e nel vino, così anche la nostra vita vuole essere bella. Perché bello è il Signore, perché noi ci confrontiamo con Lui, perché con Lui riflettiamo, più ci confrontiamo con Lui, più riflettiamo di questa luce e più diventiamo belli. Un'opportunità quindi per riscoprire la bellezza interiore e rinnovare la propria vita. Il segno delle ceneri può essere considerato, come diceva Don Tonino Bello, una martellata sul capo. Il cammino quaresimale porta quindi a chinarsi sui piedi dei fratelli, degli altri, trasformando la fede in impegno concreto di carità e di servizio. Che bello riuscissimo a fare questo. Come Gesù si è inchinato davanti ai Suoi apostoli, lavando i piedi, un gesto che non era programmato, che ha compiuto il Giovedì Santo, mettendosi un grembiule, prendendo l'acqua, il catino, è passato da tutti i discepoli e ha lavato i piedi. Il lavoro e il servizio che faceva il servo, lo schiavo, lavare i piedi era ciò che dopo un cammino uno desiderava tanto, e quindi solo lo schiavo e il servo faceva questo, e Gesù si mette a fare quello che faceva il servo, si è chinato sugli apostoli e ha lavato i piedi. Anche noi siamo invitati a chinarci gli uni gli altri, l'uno davanti all'altro,
per dimostrare tutto il nostro desiderio di volerci bene, di rendere bella la nostra vita, come bello è il Signore Gesù che ci invita ad amarci, ad aumentare in bellezza, in amore, in carità, e così sia. Fratelli e sorelle, l'itinerario penitenziale della... No. Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre perché con l'abbondanza della sua grazia benedica queste ceneri che poniamo sul nostro capo in segno di penitenza. O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, ascolta con paterna bontà le preghiere del tuo popolo e benedici questi tuoi figli che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri, perché attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Facciamo il canto al numero 358, Purificami, o Signore. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo, non cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di santità. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve.
sia gloria al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Cristo Signore, allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. Amen. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Fratelli e sorelle, l'itinerario penitenziale della Quaresima ci invita a intensificare la nostra adesione a Gesù, modello dell'umanità rinnovata nell'amore, decisi a seguire fedelmente le orme del Maestro. Innalziamo al Padre la nostra umile e perseverante preghiera. Diciamo insieme: crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Per la Santa Chiesa, l'austero rito delle ceneri che apre il tempo di Quaresima susciti in tutti i battezzati il desiderio di un cuore nuovo, purificato dall'azione dello Spirito. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Per i vescovi, i presbiteri, i diaconi, formati dall'ascolto umile e obbediente del Verbo di Dio, ridestino in tutti i credenti la fame della parola e la volontà di un'autentica conversione. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Per gli uomini e le donne del nostro tempo, riconoscenti per gli innumerevoli benefici ricevuti, siano attenti alle sofferenze dei fratelli e compiano gesti di gioiosa conversione. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Per i malati e i sofferenti, la vicinanza assidua e premurosa della comunità cristiana li sostenga nella lotta contro il male, con la certezza di partecipare in Cristo alla vittoria pasquale. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Per noi qui presenti, illuminati dalla parola di Dio e fortificati dal pane di vita, ci lasciamo attrarre con cuore aperto alla grazia della Pasqua. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. O Dio, Padre di misericordia, rendici la gioia di essere salvati e guidaci con la forza del tuo Spirito alla grande festa che tu prepari per i tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Canto di offertorio numero 325. O Signore, raccogli. O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna. Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane, come l'uva nel torchio si preme per un unico vino. O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna. O Signore, quel fuoco d'amore che venisti a portare, nel tuo nome divampi ed accenda nella Chiesa i fratelli. O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna. Pregate, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia di famiglie, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, ricevo dalle tue mani questo sacrificio
gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Con questo sacrificio, o Padre, iniziamo solennemente la Quaresima e invochiamo la forza di astenerci dai nostri vizi con le opere di carità e di penitenza per giungere, liberati dal peccato, a celebrare devotamente la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenitude cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo e i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Riccardo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore qui presente per noi sia con tutti voi. E con il tuo spirito. E come figli del Dio della pace ci scambiamo un gesto di comunione fraterna. La pace sia con tutti. Pace Dio. La pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, sono degno di partecipare a tuo mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 140, dove carità e amore. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore. Godiamo esultanti nel Signore, temiamo e amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi. Via le maligne, via le e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Chi non ama resta sempre nella notte e dall'ombra della morte non risorge. Ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli della luce. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale
santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Inchinate il capo per la benedizione. A questo popolo che riconosce la tua grandezza, dona con bontà, o Dio, lo spirito di penitenza, perché nella tua misericordia ottenga di giungere all'eredità promessa a chi si converte, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. A tutti auguro buon cammino di Quaresima, buon cammino nell'aumentare nelle relazioni fraterne, belle, disarmate disarmate e gentili. La gioia del Signore Gesù è la nostra forza. Andate e vivete in pace. Rendiamo grazie a Dio. Facciamo il ritornello del canto 414, Servo per amore. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità.
Un momento prezioso per il nostro rianimo spirituale. L'atto penitenziale sarà sostituito dal dono delle ceneri. Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo la parola del Signore. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore, vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione. Offerte libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno di Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità all'udibridio e alla derisione delle genti, perché si potrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo assieme: perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdona, Signore, abbiamo. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia. Cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le conosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io lo ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi in nome di Cristo siamo ambasciatori per mezzo nostro, è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato
Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. È una rinnovata occasione che il Signore ci offre quest'oggi per iniziare un cammino di rinnovamento profondo a livello spirituale, un cammino che ci porta a immedesimarci nei sentimenti del Signore Gesù per giungere con Lui alla Pasqua, per rivivere il suo dono di salvezza, di grazia. La modalità di questo cammino ci è stata indicata da San Paolo nella seconda lettura e anche da Gesù nel brano del Vangelo. San Paolo ha definito: ecco ora il giorno della salvezza.
Ecco ora il tempo di grazia. Ecco che cos'è la Quaresima. Un tempo di grazia per entrare con maggior profondità nell'esperienza dell'amore del Signore, della misericordia del Signore verso di noi. È il venire del Signore verso ciascuno di noi. Per fare che cosa? Per invitare ciascuno di noi ad entrare in noi stessi, per scoprire con rinnovata gioia e riconoscenza la paternità di Dio. Se avete notato, 3 volte nel Vangelo Gesù rimanda l'attenzione del discepolo al Padre. Il Padre tuo, il Padre vostro, il Padre che vede nel segreto. Ecco il cammino che viene delineato per questo tempo quaresimale. Entrare in noi stessi, riconoscere la presenza del Signore nel nostro intimo, dialogare con il Padre Celeste nella nostra interiorità. Ognuno di noi si propone certamente un qualcosa di specifico per questo tempo quaresimale. Facciamo un bel proposito oggi per rinnovarlo giorno per giorno nell'arco di questa Quaresima e ci porti a questa interiorità, a questa intimità di comunione profonda attraverso il Signore Gesù con il Padre Celeste. Ora compiamo il segno concreto della Quaresima, che è la benedizione delle ceneri e l'imposizione delle ceneri. Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre perché con l'abbondanza della sua grazia benedica queste ceneri che poniamo sul nostro capo in segno di penitenza. O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, ascolta con paterna bontà la preghiera del tuo popolo. Benedici questi tuoi figli che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri, perché attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Fratelli e sorelle, l'itinerario penitenziale della Quaresima ci invita a intensificare la nostra adesione a Cristo, modello dell'umanità rinnovata nell'amore. Decisi a seguire fedelmente le orme del Maestro, innalziamo al Padre la nostra umile e perseverante preghiera. Preghiamo dicendo: crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Per la Santa Chiesa, l'austero rito delle ceneri che apre il tempo di Quaresima susciti in tutti i battezzati il desiderio di un cuore nuovo, purificato dall'azione dello Spirito. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, formati dall'ascolto umile e obbediente del Verbo di Dio, ridestino in tutti i credenti la fame della parola e la volontà di un'autentica conversione. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Per gli uomini e le donne del nostro tempo, riconoscenti per gli innumerevoli benefici ricevuti, siano attenti alle sofferenze dei fratelli e compiano gesti di gioiosa condivisione. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Per i malati e sofferenti, la vicinanza assidua e premurosa della comunità cristiana li sostenga nella lotta contro il male, con la certezza di partecipare in Cristo alla vittoria pasquale. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Per noi qui presenti, illuminati dalla parola di Dio e fortificati dal pane di vita, ci lasciamo attrarre con cuore aperto dalla grazia della Pasqua. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. O Dio, Padre misericordioso, rendici la gioia di essere salvati e guidaci con la forza del tuo Spirito alla grande festa che tu prepari per i tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. E preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni della nostra vita divengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Con questo sacrificio, o Padre, iniziamo solennemente la Quaresima e invochiamo la forza di astenerci dai nostri vizi con le opere di carità e penitenza, per giungere liberati dal peccato a celebrare devotamente la Pasqua del tuo Figlio,
che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ogni anno Tu doni ai Tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello Spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingano ai misteri della redenzione e la pienezza della vita nuova in Cristo Tuo Figlio e nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, eleviamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura Ti lodi. Per mezzo del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il Tuo Spirito i doni che Ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del Tuo Figlio, della Sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della Sua venuta nella gloria, Ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della Tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del Tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo
faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con fiducia di figli diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Datevi un segno di comunione e di pace. Agnello. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione dello Spirito, per Cristo nostro Signore. E invochiamo una ulteriore benedizione dal Signore in questo tempo, per questo tempo quaresimale. A questo popolo che riconosce la tua grandezza, dona con bontà, o Dio, lo spirito di penitenza, perché nella tua misericordia ottenga di giungere all'eredità promessa a chi si converte, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Colata, Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella fra le tempeste, de guida il cuore di chi ti chiama, Madre d'amore.